tecnico dell'acquedotto tenta di raggirare due anziani, poi per fuggire spruzza in casa dello spray urticante, paura a San Lazzaro, il racconto delle vittime. Lite per un affitto da 200 euro finisce nel sangue, nigeriano ferisce un ivoriano con un coltello e lo insegue per la strada a Conegliano prima di essere bloccato. Assemblaggio di Callalta, per futili motivi scaraventa a terra la moglie e il figlio di appena 6 anni, romeno arrestato, la donna si era già rivolta a un centro antiviolenza. A Vedelago il Consiglio Comunale straordinario ha aperto alla cittadinanza sul futuro di Villa Emo, il nostro collegamento in diretta. Autonomia sale la tensione con i contrari, presidio del sindaco di Napoli il 14 febbraio davanti a Montecitorio, Zaria tira dritto e lancia l'appello al sud, chiedetela anche voi, sui tempi dice la firma arriverà prima delle europee. La denuncia di una donna malata di tumore che ha dovuto chiedere la patente per disabili, la risposta dell'ULSS, se in passato ha preso oppiacei per curarsi potrebbe avere turbe psichiche. Gare in vasca con la M sul braccio, il mondo del nuoto continua il suo abbraccio solidale a Manuel Bortuzzo, 19enne, ringrazia su Instagram e dice: mi date la vera forza, presto ci vediamo in giro. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque in primo piano la cronaca, la sicurezza, l'allarme sicurezza e il racconto delle vittime, degli anziani che sono stati quasi raggirati da un finto tecnico dell'acquedotto, zona San Lazzaro a Treviso questa mattina, un truffatore che vistosi scoperto ha poi spruzzato lo spray urticante in casa. Sentiamo. Ha approfittato del fatto che da settimane sono in corso nella via i lavori alla rete dell'acquedotto per spacciarsi come tecnico dell'ATS ed entrare in casa per rubare. Vistosi scoperto, il malintenzionato di turno ha estratto una bomboletta spruzzando nell'aria una sostanza irritante per guadagnarsi la fuga. L'episodio alle 11 di stamattina in via Nani, quartiere di San Lazzaro a Treviso. Vittime Graziano Soccalli, 86 anni, e la moglie Eleonora di 82. È venuto, ha suonato il campanello e ha detto: sono dell'acquedotto, che devo entrare e devo misurare l'acqua perché abbiamo sbagliato, abbiamo buttato troppo cloro e lei perlomeno deve stare 3 ore senza bere acqua, e allora entro per misurare l'acqua. Prima si è fatto aprire i rubinetti esterni, poi quello della lavanderia, infine ha chiesto di salire al primo piano e lì il signor Graziano ha capito che si trattava di un truffatore. Lei non va più sopra, lei se ne va e vada via immediatamente perché non è giusto. E lui ha tirato fuori una bombolina piccola tra giallo e il verde, ha spruzzato e mi sento tutto bruciato gli occhi, la gola, e io in questo momento ho aperto le finestre e le porte e lui è andato via a piedi e aveva un altro che era sempre in collegamento col telefono. Immediatamente è scattato l'allarme, sul posto la polizia e un'ambulanza del SUEM 118 per visitare i due anziani. Molto scossa la signora Eleonora, dimessa dall'ospedale solo pochi giorni fa, le parole della figlia. Insomma, siamo molto spaventati, più per la sostanza che non sappiamo cosa hanno spruzzato, perché presumiamo peperoncino, ma qua ci brucia la gola di continuo, sicché non sappiamo, punto di domanda, cosa è stato spruzzato. E questo mi preoccupa tantissimo, perché è stato inalato da tutti. Sul posto è voluto recarsi di persona il sindaco Mario Conte. Ho già avvisato Alto Trevigiano Servizi in modo che possa informare la cittadinanza che ci sono questi finti tecnici dell'acquedotto che girano per le nostre vie comunali. Abbiamo allertato la polizia municipale, ma approfitto anch'io per avvisare i cittadini di fare sempre molta attenzione quando qualcuno si presenta al campanello. E adesso la discussione è degenerata in una vera e propria aggressione con un coltello accaduto a Conegliano. Un 43enne nigeriano ha chiesto i soldi dell'affitto a un 40enne della Costa d'Avorio che abitava con lui, una somma pari a 200 euro che quest'ultimo evidentemente non aveva. Così dalle parole sono passati ai fatti. Il nigeriano ha preso un coltello e ha ferito a una mano il suo coinquilino che è fuggito. L'aggressore lo ha inseguito, sempre armato di coltello, lungo la strada, ma è stato fermato dagli agenti dei volanti che avevano notato i due camminare frettolosamente. Il ferito è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Il nigeriano è stato portato al commissariato per gli accertamenti e denunciato per lesioni, minacce aggravate e porto abusivo di arma impropria. A San Biagio invece un caso di violenza familiare, un 36enne romeno che ha preso di mira non solo la convivente ma anche il figlio piccolo di appena 6 anni.
arrestato per aver malmenato la convivente ed il figlio. Protagonista dell'episodio un romeno di 36 anni, residente a Pordenone. Sabato sera, all'uscita di un ristorante di San Biagio di Callalta, dove la famiglia aveva appena cenato, l'uomo, al culmine di un alterco, ha spintonato violentemente a terra la compagna, una 34enne sua connazionale. Comportamento violento che l'uomo non ha risparmiato nemmeno al loro figlio di 6 anni, colpendolo e facendolo rovinare a terra. La donna e il bambino sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, da dove sono stati dimessi con contusioni guaribili in una decina di giorni. Per l'uomo invece, a cui è stato contestato il reato di maltrattamenti in famiglia, è scattato l'arresto, eseguito dai carabinieri della compagnia di Treviso nella mattinata di domenica. Dai primi accertamenti non risultano a suo carico precedenti denunce, anche se la donna ha dichiarato di essersi rivolta ad un centro antiviolenza per segnalare il comportamento violento del compagno. Torneremo alla cronaca fra poco, perché adesso ci torniamo a collegare, come abbiamo fatto nel telegiornale del Veneto, con Vedelago, dove è in corso il Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza per discutere del futuro di Villa Emo. Come sapete, una Villa Emo che sarà ceduta entro il 30 giugno e c'è l'acquirente che, come ci ha svelato la banca nei giorni scorsi, è un europeo. Entro il 30 giugno ci sarà questa cessione, ma c'è tutto un movimento del territorio per arrivare a una cordata di imprenditori, insomma, per il futuro di questo gioiello palladiano. Allora, vedo Lina Paronetto insieme a un ospite, con il nostro Cristian Roque Allende come supporto tecnico. Allora, come sta andando, cosa sta emergendo dal Consiglio Comunale, Lina? Buonasera Nicola, siamo in diretta con il deputato di Forza Italia Raffaele Barato, che ringraziamo. Buonasera, unico parlamentare tra l'altro presente a questa serata che è piuttosto affollata, lo vedete dalle immagini. Il cinema qui di Vedelago tiene sulle 350 persone, quindi davvero in tanti hanno voluto partecipare. Sono in corso gli interventi delle varie forze politiche che compongono il Consiglio Comunale, ma poi saranno aperti anche al pubblico. Ci sono diversi sindaci, c'è la rappresentante dell'ANCI regionale Pavanello, proprio per dire che questo bene deve rimanere a fruibilità pubblica e dare pieno mandato all'amministrazione per fare qualsiasi tentativo perché questo succeda. È così, Barato? Sì, credo sia giusto, anche perché una villa proprio importante come questa per questo territorio, credo davvero che sia assolutamente importante che l'amministrazione comunale, ma soprattutto il territorio, ne possa usufruire. C'è qualcosa però che non è andato come doveva in questa operazione, no? Abbiamo sentito il vice sindaco dire, l'abbiamo letto sui giornali. Sì, questo sarebbe un peccato, perché se almeno l'istituto di credito avesse avvisato l'amministrazione, credo che in tutti una soluzione si potrebbe anche trovare. Benissimo, vedo proprio in questo momento, Nicola, se ci consenti, grazie a Raffaele Barato, è arrivata Maria Rosa Barazza. Se riusciamo a farla venire in diretta le facciamo una battuta velocissimo, è naturalmente presidente regionale dell'ANCI. Maria Rosa Barazza, scusate, Maria Rosa Pavanello, chiedo scusa, eccola qua, presa al volo. Allora, per ribadire quanto importante è che gli enti pubblici abbiano voce su questi patrimoni. Beh sì, infatti sono qui e siamo qui in tanti proprio per questa ragione, perché allora tutti i beni storici, le ville sono un patrimonio proprio apprezzato da tutte le comunità, in particolare questa villa che ha una storia e ha un legame con questo territorio importante. Io credo che i sindaci e i consigli comunali debbano poter dire la loro e soprattutto essere ascoltati, e questa è la ragione per cui anche l'Associazione dei Comuni del Veneto è qui, come l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. I comuni devono fare squadra perché sono tanti i beni che fanno parte del patrimonio di questa nostra cultura e cultura della Villa Veneta. Questo addirittura è patrimonio dell'UNESCO, quindi ha un valore ancora più alto. E questo è il motivo per cui Vedelago vi chiederà di diffondere, di fare proprio questo documento. Sì, e noi abbiamo intenzione di farlo proprio nostro e di diffonderlo come così chiesto dal Comune di Vedelago e da tutta la comunità, che non è solo il Comune ma sono imprenditori, associazioni, cittadini, insomma tutto quello che costituisce una comunità. Grazie alla Presidente regionale dell'ANCI, noi naturalmente poi raccoglieremo altri contributi per le edizioni dei telegiornali. Da Vedelago restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto. Adesso l'autonomia, è tornato a parlare di autonomia oggi a Milano il governatore Luca Zaia, la firma entro le europee, ha detto, e ha poi lanciato un nuovo appello alle regioni del sud che si oppongono al processo intrapreso da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
ci danno quello che abbiamo chiesto o io non firmo. Il governatore del Veneto Luca Zaia lancia un messaggio ben chiaro al governo in tema di autonomia, visto che mancano pochi giorni al 15 febbraio quando il governo sarà chiamato ad approvare la bozza. Quanto chiesto, a cui fa riferimento il governatore, altro non sono che le 23 materie che il Veneto vuole, dalla prima all'ultima, altrimenti, come ribadito dallo stesso Zaia anche ieri a Treviso, nessuna firma della regione. E di autonomia il presidente è tornato a parlare stamane al BIT di Milano, tracciando le tappe dell'iter. Necessario prima delle europee. Se sono riuscito a fare un referendum che era ritenuto impossibile, riuscirò anche a portare a casa l'autonomia, spiega Zaia, che non nasconde poi che ci siano però ancora perplessità legate all'iter. C'è qualche ministero che ha un po' di ritrosie, ma li convinceremo. Ma anche molte regioni del sud sono pronte ad opporsi al processo intrapreso da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comune di Napoli, alla vigilia dell'approvazione della bozza, il 14 febbraio sarà in piazza Montecitorio in una conferenza stampa con il sindaco De Magistris e altri esponenti della maggioranza. Esporremo la nostra preoccupazione e la nostra indignazione rispetto al disegno di legge che porterà alla rottura dell'unità nazionale, all'esaltazione delle disuguaglianze e alla cosiddetta secessione dei ricchi, ha spiegato il primo cittadino napoletano, perplessità alle quali il presidente del Veneto replica così. Se è vero che le cose vanno male in alcune regioni del sud in questo momento, allora è altrettanto vero che non è colpa dell'autonomia perché non ce l'abbiamo. La verità è che al sud autonomia vuol dire responsabilità, porteremo sotto i riflettori il popolo che vuole crescere e non magari qualche componente di classe dirigente che fino ad oggi ha sfruttato e ha approfittato di questa situazione. Spero che tutte le regioni chiedano l'autonomia. Faccio appello perché tutte le regioni, soprattutto dal sud, chiedano l'autonomia. Sulla discussione interviene anche il premier Giuseppe Conte. Anche se rinforzeremo l'autonomia di alcune regioni, dice, lo faremo in modo ragionevole e razionale per preservare la coesione nazionale di cui sono garante e non sottrarremo nulla al sud. Conte ha poi rassicurato che l'alleanza dell'esecutivo è sempre forte nonostante il risultato delle elezioni in Abruzzo, che hanno visto la vittoria del centrodestra, un movimento 5 Stelle che ha perso consensi rispetto alla precedente tornata elettorale e una Lega primo partito con il 27,5%. È una vittoria personale, diciamolo fino in fondo, di Matteo Salvini, che ci ha creduto, ci ha messo impegno e è arrivato all'obiettivo. Allora, i riflessi di questa vittoria del centrodestra in Abruzzo anche per le prossime amministrative, ma anche le elezioni delle segreterie del partito, l'autonomia. Sentiamo le parole oggi del segretario regionale Darè. I 5 Stelle sta rallentando sull'autonomia perché i 5 Stelle stanno guardando solo al consenso elettorale e non agli obiettivi. Il segretario veneto della Lega, Darè, non usa giri di parole parlando di autonomia e della posizione dei 5 Stelle. Pentastellati, alleati del Carroccio a Roma, un connubio però che ha un'origine ben precisa, sottolinea Darè. Siamo alleati con i 5 Stelle dopo le politiche dell'anno scorso, è un accordo di programma fatto dopo, gli accordi invece con il centrodestra sono accordi ben consolidati. Dunque di tutt'altra natura l'alleanza della Lega con gli altri partiti del centrodestra, una coalizione che potrà essere secondo Darè il modello vincente per i prossimi appuntamenti elettorali in Veneto. Credo che nei grandi comuni il centrodestra debba correre assieme e correre unito per dare un messaggio chiaro agli italiani che questo è il modello anche importante per l'Europa e per l'Europa che verrà. Tra i comuni alle urne a maggio anche Vittorio Veneto con l'incognita legata proprio al candidato del centrodestra. Darè 2 settimane fa ai nostri microfoni aveva detto di essere a disposizione della città, ma che si dovevano tirare ancora le fila all'interno del partito. Penso di aver trovato la quadra anche su Vittorio Veneto, saremo più espliciti fra qualche giorno. Dunque ancora una settimana, poi verrà ufficializzato il nome del candidato. Prima però Darè potrebbe essere atteso da un altro appuntamento, quello con l'elezione della nuova segreteria. Ho fatto il mio lavoro, ho fatto 3 anni di segretario nazionale, ho cercato di portare i risultati possibili e immaginabili assieme a tutti quelli che sono i miei collaboratori. È chiaro che il pallino è in mano al segretario federale Matteo Salvini. Se il segretario federale chiama Giannario Darè cosa risponde? Io sono sempre stato disponibile per qualsiasi ruolo, per qualsiasi cosa. Torniamo alla cronaca adesso, a parlare di sicurezza. Un'altra notizia di cronaca è questo assalto alla tabaccheria di Piazza Duomo a Montebelluna. La leggiamo da Treviso Today. E è un colpo in cui sono stati portati via sigarette, grattavinci e soldi trafugati appunto dai malviventi che hanno procurato anche ingenti danni al negozio, come vedete nelle immagini, cassaforte aperta con i flessibili, addirittura un muro abbattuto nella tabaccheria. Dunque,
L'allarme sicurezza c'è, continua anche nei negozi e anche in casa. E allora, nel pomeriggio di oggi, come avevamo annunciato anche nei giorni scorsi, era venuto ospite qui a 20:10 Christian Demma, il presidente di Furto in Corso, l'associazione nata come gruppo Facebook, diventata associazione che tra le attività ha anche quella di creare una rete di autofinanziamento per la vigilanza privata. Ebbene, il presidente Christian Demma oggi ha incontrato il prefetto di Treviso. Abbiamo al telefono proprio Christian Demma. Buonasera Christian. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, come è andato l'incontro con il prefetto di Treviso che era molto atteso? Sì, era molto atteso, è andato estremamente bene, ho trovato il prefetto con una gentilezza incredibile e oltretutto anche molto attento alla tematica del momento, oltre alla sicurezza anche proprio al gruppo e alla nascita dell'associazione. Quindi questo ci ha portato, diciamo, a un gran dialogo e a una grandissima apertura da parte sua verso il gruppo stesso. Ecco, cosa significa apertura? Ci sarà un appoggio della prefettura? In che senso? Sì, nel senso che diciamo che l'incontro ovviamente che era conoscitivo, nel senso che io ci tenevo a farlo per fargli capire chi eravamo nel gruppo, cosa postiamo e cosa scriviamo, e ovviamente si è concluso con la gentilezza del prefetto che ha detto che di qualsiasi cosa avessimo bisogno lei è presente per darci un sostegno. Quindi questo è un passo importante, un passo ulteriore nel vostro percorso? Sì, è un passo ulteriore, un passo che io ci tenevo estremamente in maniera importante perché il prefetto ha la massima autorità e quindi avere anche la sua approvazione è una cosa che crea una situazione di interazione completa e quindi sì, diciamo che la cosa è andata più che bene. Ecco, ci conferma che il 25, se non sbaglio, ci sarà l'incontro anche con Mario Conte, sindaco di Treviso? Sì, abbiamo organizzato un incontro anche con il sindaco Mario Conte che anche lui ovviamente adesso in questi periodi è sempre attento anche lui alla situazione della sicurezza e ovviamente la cosa prosegue anche con lui come con altri comuni, come sindaco di Spresiano della Pietra e adesso con Conte ovviamente è una cosa un po' più importante perché non degli altri comuni in sé, ma perché il territorio è ancora più ampio in realtà, no? Quindi è un diretto centrale. Ed è il primo incontro con un sindaco di un capoluogo, peraltro. Sì, esatto, è il primo incontro con il sindaco del capoluogo e ovviamente anche questa è una cosa a cui ci tenevamo molto perché ho tante richieste per la nostra aderire, diciamo, a tutte le nostre possibilità anche dal centro, dal Treviso centro. Benissimo, grazie allora Christian Demma per questo aggiornamento dell'incontro con il prefetto, ci risentiremo ovviamente anche nei prossimi giorni, anche dopo l'incontro con il sindaco, arrivederci. Volentieri, arrivederci, grazie a tutti, arrivederci. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con una storia davvero incredibile che riguarda la sanità. Rieccoci in studio in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vi raccontiamo la storia di una donna, Fiorella Gasparini, malata di tumore. Per poter acquistare un'auto con le relative agevolazioni ha dovuto chiedere la patente per i disabili, ma dall'ULSS è arrivata una risposta che l'ha ovviamente lasciata attonita. Se in passato, come è successo, ha preso oppiacei per curarsi, potrebbe avere delle turbe psichiche. Sentiamo. La sua odissea è iniziata nel febbraio del 2013 con una diagnosi devastante che sconvolge tutta la sua vita. Io ho una disabilità al 100% dovuta a un sarcoma che mi divora gli organi dal 2013, considerata inoperabile dall'unità ospedaliera del Caffoncello di Treviso. Fiorella Gasparini è una forza della natura, il suo sorriso illumina tutto. Lei non si arrende ad una sentenza ed inizia a cercare terapie alternative alla chemio. Si rivolge al Rizzoli di Bologna, viene sottoposta a degli interventi chirurgici, l'ultimo dei quali le permette di tornare in piedi, di camminare, ma soprattutto abbandona la terapia a base di oppiacei che le aveva creato non pochi problemi. Insomma, si riprende in mano la vita, quindi decide di acquistare una macchina con il cambio automatico. La mia gamba sinistra non è più la gamba di una volta e quindi ritengo opportuno anche avere un mezzo, tipo l'automobile, che mi permetta di non
avere più la frizione e di avere un cambio automatico. Per poter ottenere le agevolazioni che le spettano deve fare la patente per i disabili. Passa la prima commissione, poi arriva quella della Madonnina, dove fra l'altro ci racconta avevano già violato ogni mio diritto. Prima di arrivare alla disabilità del 100% riconosciuta dalle varie commissioni della Madonnina, sono stata sottoposta a essere denudata davanti impiegati semplici che fanno le fotocopie per vedere le cicatrici che sono nel mio corpo già dal 2013 dopo 5 interventi. Un'odissea assurda, Fiorella è sicura, forse troppo, e questo probabilmente indispettisce. Il risultato è questo, la dottoressa sostiene che io sono disturbata mentalmente da sostanze stupefacenti. Faccio presente che non ne faccio più uso da dopo l'intervento, quindi si parla da luglio, che ho solo fatto uso di analgesici banali, la tachipirina, solo la tachipirina addirittura, non ho fatto uso di altro. Bene, questa niente dice che io ho delle turbe psichiche. Benissimo, chiedo di sottopormi a un esame del sangue. Così da comprovare che non uso piacei, la risposta è un no. Insomma, a Fiorella non è rimasto che chiamare gli agenti della questura. Come se non bastasse, questa mattina è stata sottoposta ad una visita psichiatrica. Fiorella alle domande risponde così: io sono qua perché sono drogata di vita e perché sono andata contro il sistema. Vedremo allora quale sarà la risposta dell'ULSS nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per capire qual è la risposta alla richiesta che fa questa donna. Intanto le risposte sono state tantissime in questi giorni, come sappiamo, per Manuel Bortuzzo, il 19enne purtroppo paralizzato dopo lo sparo a Roma. Anche nel weekend le gare in vasca, l'omaggio di tutta la famiglia del nuoto. Dai social alle piscine, migliaia di nuotatori, ieri in tutta Italia, scesi in vasca per le gare, hanno voluto far sentire e anche vedere con una M maiuscola sul braccio la loro vicinanza al nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, ferito 10 giorni fa a Roma da un colpo di pistola, è rimasto paralizzato. Da nord a sud l'incoraggiamento è stato unanime e tantissime le foto e i messaggi postati sul web e in particolare nel profilo Tutti con Manuel, che a sua volta si era fatto sentire su Instagram. Sono ritornato in possesso del mio telefono, ha fatto sapere il 19enne, e ora potrò con calma ringraziare ciascuno di voi, quelle fantastiche persone che siete, scrive Manuel, che non mi avete lasciato da solo un attimo. Grazie per il sostegno che mi avete dato, siete fantastici, siete ciò che mi faceva andare a dormire tranquillo la sera e ciò che mi faceva risvegliare con il sorriso. Un abbraccio e un bacio a tutti, presto ci becchiamo in giro. Manuel, che nelle interviste racconta di pensare e ispirarsi a Bebe Vio, ha la sua forza per reagire. I suoi aggressori rimangono in carcere a Roma, a Regina Coeli. Il quadro a carico di Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, 24 e 25 anni appena, entrambi padri, è completo e pesantissimo. Tentato omicidio premeditato, la contestazione, quindi nei giorni successivi il piano per non farsi catturare, nascondersi da dei parenti in Sicilia. Di loro, dice ora Manuel dal letto d'ospedale, non mi importa niente, mi domando, conclude pensando ai loro figli, cosa persone del genere abbiano da insegnare a dei bambini. Si è svolta senza tensione, fortunatamente ieri pomeriggio a Treviso, nel giorno del ricordo, la commemorazione per le vittime delle foibe, anticipata dalla polemica con l'ANPI che minacciava denunce. È avvenuta sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine. Un centinaio di partecipanti al corteo, partito da Piazza Borsa, è terminato con la deposizione delle corone accanto alla targa che ricorda i morti italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, presenti rappresentanze politiche di Casa Pound, Forza Nuova, Fiamma Tricolore e Fratelli d'Italia, un corteo composto per evitare di cadere in provocazioni. E adesso lo sport con il basket, l'amaro derby della De Longhi Treviso Basket, sconfitta da Verona. Noi avevamo fatto probabilmente la cosa giusta nel momento giusto, nel senso che eravamo riusciti a mettere il becco avanti proprio negli ultimi 5 minuti. La verità è che la partita si è deciso poi su un paio di prodezze individuali proprio di Verona. La madre di tutte le occasioni sprecate, una rimonta e un sorpasso buttati via negli ultimi istanti nella Bolgia di Verona. Per la De Longhi lo stop arriva in un derby che poteva diventare vittoria in trasferta, invece fa segnare il 75-70 finale che certifica la sesta sconfitta. Ancora purtroppo caschiamo
nei momenti decisivi in alcune ingenuità, soprattutto sotto l'aspetto dell'interpretazione delle cose giuste da fare in determinati momenti della partita. Ci abbiamo messo grande entusiasmo, grande energia, abbiamo lottato fino in fondo. 46% da 2 della condanna sul campo, nonostante un Barnett da 16 punti e un Imbro da 15. Ultimo sorpasso Treviso sul 69-67 prima di vedere il buio nel momento chiave della gara. Loro ci hanno fatto male in area soprattutto negli ultimi 4-5 secondi, dove eravamo riusciti molto bene all'andata a mettere in difficoltà. Loro in quell'occasione hanno trovato anche dei tiri liberi, hanno trovato dei canestri a volte anche difficili che naturalmente gli hanno dato anche fiducia. Prossima sfida contro Mantova e nel frattempo sarà arrivato l'attesissimo nuovo innesto David Logan. Meglio pensare a questo, che ha 2 punti ampiamente alla portata e buttati letteralmente via. Il decreto sicurezza e la sicurezza sotto i riflettori di 20:10 fra pochissimo, dopo il nostro telegiornale. Gli ospiti di Federano Varino sono Davide Battisti, segretario generale del SIULP Veneto, il sindacato di polizia, ed Erin Suzuki, presidente di Anolf Belluno Treviso, associazione della CISL che si occupa di immigrazione. Poi alle 21:15 come sempre torna Ring, la politica alle corde, tanti temi sul piatto, ovviamente in primis i riflessi della vittoria del centrodestra in Abruzzo. Le parliamo con Giancarlo Forcolin della Lega, Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Francesca Zaccariotto di Forza Italia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, torna il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime comprese tra i -1 e 1 grado, massime oscillanti tra gli 8 e i 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti vedremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i -5 e -2 gradi, massime oscillanti intorno ai 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.